Intanto in Formula 1 grandi ritorni e debuttanti affamati, giù i veli di Williams e Toro Rosso. Robert Kubica sulla Williams biancoceleste, presentata nei giorni scorsi la nuova linea e il main sponsor, è una delle storie più belle del 2019. Il polacco rientra 8 anni dopo il terribile incidente al Rallye di Andorra e dopo tante operazioni al braccio destro. Accanto a sé un ragazzino terribile, George Russell, inglese, 20 anni, viene dal vivaio della Mercedes. Il problema è che la Williams FV42 pare non sia un fulmine e rischi di essere ancora il fanalino di coda. Cerca il riscatto pure la Toro Rosso dopo il penultimo posto in campionato. La STR14 sfrutterà meglio le sinergie con la Red Bull ora che entrambe le squadre sono motorizzate Honda. Stravolta la formazione piloti, rispunta il russo Daniil Kvyat che era stato scaricato nel 2017. Debutta al suo fianco Alexander Albon, doppio passaporto quest'ultimo britannico e thailandese. Ora tocca ai big, oggi c'è la Renault, domani la presentazione di Mercedes e Red Bull, oltre che Racing Point, ex Force India, e venerdì infine l'attesissima monoposto di Maranello, la rossa Ferrari. Con lo sport è davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, la linea che adesso va al meteo. Buon proseguimento di giornata a tutti su Media News.